Nel giorno dedicato all'assessorato istruzione e formazione nella sezione eventi della Regione Veneto alla Mostra del Cinema si è posta l'attenzione al mondo dell'audiovisivo a 360 gradi. L'assessorato ha voluto questo spazio proprio per dire anche che le professioni dell'audiovisivo devono diventare un'occasione per formare maestranze sempre più capaci anche di intercettare le grandi produzioni che arrivano in Veneto. Grazie alla Film Commission abbiamo visto una escalation di richieste, ma quando una produzione viene in Veneto deve poter trovare tutto: il macchinista, il montatore, chi fa il trucco, chi mette a posto la parte dei vestiti, magari chi fa l'aiuto nella regia. Ecco, noi vogliamo formare questo tipo di professioni e abbiamo lanciato un comitato di indirizzo presieduto dal vice direttore di Rai 1 e con la presenza anche del direttore di Media Nord-Est, che è il presidente della Film Commission. E tutto parte dalla scuola, da dove si apprende e si impara a svolgere un mestiere. Ed è proprio la ripartenza al centro del cortometraggio prodotto da The Skill Group presentato nello stand della Regione. L'Italia unita contro il Covid, un tributo alle donne e agli uomini che hanno lottato nella pandemia e la ripartenza di Vo, lì dove tutto è cominciato. La ripartenza deve vedere e ha visto, ed è per questo che sono qui in qualità di assessore all'istruzione, la scuola tra i grandi protagonisti, gli insegnanti che non si sono arresi, che hanno cambiato la loro didattica, che hanno affrontato la DAD, i dirigenti scolastici, il dottor D'Ambrosio, un po' simbolo anche, no? Perché è direttore di Vo, ma non solo perché è direttore di Vo, ma perché ha voluto mettere tanta capacità organizzativa, tanti nuovi stimoli, e i bambini, i nostri studenti, che sono coloro che devono guardare ad una nuova vita, perché sarà tutto con comportamenti diversi anche per il futuro, ma sapendo che la normalità passa dalla prima comunità che insieme alla famiglia è la scuola.